I was born in a country that doesn't exist anymore. Yugoslavia. It was a nice country. Eventually, it was destroyed by, at the time, the only remaining superpower, under the excuse of humanitarian intervention. No, allora aspetta, non possiamo essere così espliciti, capito? Devi usare delle metafore, dei simbolismi, altre parole, cerca di far capire... Ok. I was born in a country that doesn't exist anymore. It was destroyed by the International Alliance under NATO. Ma mi stai ascoltando? Hai sentito cosa ti ho detto? Ma ci vuoi mettere nei guai? Ormai le cose sono fatte, non puoi dire queste cose. Ok. Vai caffè, per favore. Grazie. I was born in a country that doesn't exist anymore. It was destroyed by the US-led coalition. This was the first act of aggression by NATO against a sovereign country. Completely illegal by all international laws. Since the international community didn't have the balls to act, they just kept doing it all over the world. They are still doing that to this day. Anyways, at first I was trying to make some fucking sense out of it. And for the first time I started paying attention to TV, radio, newspapers, the mainstream media. And it became very clear that that's nothing but a propaganda tool that serves certain agenda. It's the same all over the world. But whose agenda? And what is the agenda? Then I discovered that even the official history is bullshit for the most part. How's that possible? It's easier than you might think. If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it. Okay, I got that. But where is the truth? I became determined to find it. It was time to leave home. Amore, mi piace. Ora ti porto il caffè, ma volevo dirti, cioè, questa cosa mi piace, perché, allora, tu sai che il mio attore preferito è Brad Pitt, no? Presente, ora tu non è che assomigli proprio a Brad Pitt, insomma, magari qualche ritocco, però ecco, più Jack Nicholson. Allora, immaginati tipo uno spaghetti western, tu dici questa cosa che stai abbandonando la tua casa, e poi magari sei su un cavallo. Ok. Ma cosa vuoi? Cioè, abbiamo i cavalli, no? Cioè, possiamo salire su Capito. Ma lo facciamo? Con la cavallo? Sì. Con la moto? Ok, ti porto il caffè. So, I left home and went to check Washington, D.C., New York, Paris, London. And as my research was getting deeper, it was becoming more esoteric. Therefore, I went to Tibet, India, and finally Egypt. There I met a very interesting fellow researcher, Italian, Professor Morea. We
We spent all week in Cairo, discussing everything related to our researches. Great guy. Since the whole week wasn't enough to touch on all and everything, we agreed to stay in touch, and we promised to each other that we must meet again. Since then, I tried to contact him a couple of times without success. And just when I thought I'd lost him forever, I received a letter asking me to join him immediately because he was on the verge of a discovery that will explain it all. The place he asked me to come to was the place I'd never heard of before, Alberobello, in the region of Puglia, southern Italy. And that's where I went to. Once there, I found him looking really weird. Actually, he looked normal, kind of too normal. Right away, he started describing Alberobello and telling me official history, the same shit usually served to a foreigner. I could tell something was fucking wrong, since I really don't have the patience for this kind of crap. I told him to cut the crap and get to the point. He took deep breath, looked me in the eyes, and said, "Caffè?" "Okay, whatever." You see, my friend, this place is tiny, it is small. There is not much for a man like me. I was looking for a big things, and naturally I went to a big cities looking for it. As soon as the opportunity presented itself when I was 12, you know, my uncle from Rome died, and he didn't have any children, and my aunt wanted somebody, so whatever, you know. Anyways, I left this place and moved to Rome, where I've spent all my life. I would come here only occasionally and for shortest period possible. Couple of months ago, I had to return to deal with some family inheritance, which meant that I had to stay much longer than I wanted. Out of boredom, I started going to a local library, and there, I found the book. The book? Yes, the book. The book we were talking about in Cairo. You have found the book here? Yes, hold on, let me tell you what happened. I saw it in a library, but since you cannot check out books from a local library because they are all rare and originals, I decided to steal it. That afternoon, I wrote you the letter to come here, and that same evening, after the midnight when everyone here was asleep, I broke into the library. Devo trovare subito il professor Martellotta.
Professor Morea, ci segua. Eventually, he ended up in a dark room, surrounded by a man whose faces he couldn't see. One of them greeted him, explaining that they are keepers of the secret, and that anyone who accidentally finds it and finds the truth, as he did, has only one choice: to become the protector, keeper of the secret, and a member of Circolo dei Galantuomini, which meant obedience to the very strict rules of that secret society. Knowing the truth and not belonging to the society was not possible. If you know the truth, you are in, or you die. Then they asked me if anybody knew about my research and my discovery, so I had to tell them about you, my friend. They are watching us right now. Dear friend, when I wrote you that letter, I didn't know all this. As you can guess, the fact that I'm still alive means that I'm one of them now. Now, you still don't know the secret. You must decide if you want to know it or not. If you think that you can't or don't want to comply with the rules of the society, you are free to go. But you must never come back. The best for you would be to forget everything that happened here and whatever. But you must decide now. Okay, tell me, what are the rules? Apart from the rules that all secret societies have, that I am familiar with, there were some particular ones, strictly related to this place, I guess. You must think of pranzo as central event of every day. You must never be specific about the times of your appointments. Instead, you must use the following expression: ci vediamo dopo pranzo, primo pomeriggio. You must be ready to die to protect the secret. Right after pranzo, you must greet people you meet with buonasera, even if it's just 3 o'clock afternoon. You must learn local dialetto. You cannot leave Alberobello for the rest of your life, unless you apply for a special exit visa. You must learn how to make orecchiette. What the fuck are orecchiette? Okay, I will explain to you. This is pasta, but this is not normal pasta. It's only made over here. Our nonna, my nonna, was making beautiful pasta. You know how you make it? No. It's not pasta. It's like orecchiette. It's called orecchiette because there is normally
Caro pubblico, a questo punto voi dovete scegliere. Quando continueremo con la proiezione, anche voi conoscerete il contenuto del libro. Sapete cosa significa. Cosa volete fare? Aspetteremo 23 secondi e chi rimane al proprio posto vedrà dentro il libro e quindi dovrà accettare le regole. Lei, signore pelato in seconda fila, è sicuro di voler rimanere? Sì, proprio lei? Sicuro? Bene. Inizio del conto alla rovescia. Ok, tempo scaduto. Attivazione di atterraggio di emergenza! Presto, allacciamo sistema di sicurezza! Ti avevo detto che dovevamo fare la revisione prima di partire! Che cosa stai facendo? Nulla, sto fumando. E che cosa hai fatto ieri notte? Lo stesso, stavo fumando. E riguardo al fatto che sei entrato nella tenda con quella ragazza e dopo la tenda hai iniziato a fare zac, 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 shakerando come impazzita? Ah, sì, ora ricordo, sì, è stato bello. Allora, che cosa hai fatto lì? Non lo so, lei faceva tutto. Non lo sai? Te lo dico io. Hai fatto quella cosa che loro fanno quando si riproducono. Che cosa? E tu come lo sai? Perché non sono un idiota che fa qualcosa senza aver prima fatto una ricerca. Eh sì, ora lo sai, tu stupido. No. Sì, stai per diventare padre, amore. Ah? Allora, cosa facciamo? Forse fumi anche tu? Sei completamente dislocato dal tuo sistema. Devo riavviare tutti i tuoi processi. No, aspetta, dammi altri 5 minutini, eh? Sei sicuro di non voler fumare? Ci siamo. Tirati.
Wow! Ci si sente sempre bene ad essere riattivati, tutte le estensioni al loro posto, tutto in ordine. Bello! Sì, ne avevi davvero bisogno. Ah sì? Perché? Te lo dico io perché. Wow! Questo è davvero qualcosa. Ok, fammi pensare. Ok, ecco quello che faremo. Prima di tutto dobbiamo spiegare a quella ragazza che la nostra discendenza sarà mista fra noi e loro, se non lo sa già, ma che non ha nulla da temere. Mi prenderò cura di loro. I nostri piccolini inaugureranno una nuova razza che si diffonderà qui sulla Terra. Doneremo loro la nostra tecnologia e li aiuteremo a costruire la loro civiltà. Ok, prima di tutto dobbiamo costruire dei centri di comunicazione energetica per rimanere in contatto con loro. Sì, i nostri centri avranno la forma del fuoco, la piramide, e saranno attivati da un nostro catalizzatore. Una pietra che contiene il vril, il nostro minerale capace di assorbire l'energia astrale prodotta dalla nostra stella Sirius. Grazie al vril e alle piramidi saremo sempre in contatto con i figli umani. Essi potranno ascoltare la voce della nostra stella Sirius. Donando il vril ai figli umani daremo loro anche la conoscenza e quindi il potere di creare una civiltà altamente progredita come la nostra. Essi chiameranno il vril la pietra caduta dal cielo, colei che come un calice raccoglie la conoscenza astrale. Sì, i nostri discendenti saranno i loro leader. Avranno il sangue blu come il nostro, avranno le nostre abilità. D'altra parte avranno l'aspetto e il comportamento degli altri esseri umani. La nuova civiltà crebbe, il loro progresso era senza precedenti. I leader, discendenti degli alieni, guidavano il popolo giustamente e saggiamente. Tutti vivevano nell'armonia e nella prosperità. Wow, guardali, come sono carini. Sono felice che funzioni. Certo, sono figli miei, sono bravi. Ora possiamo andare in vacanza. Sì, andiamo a fare surf. Sì, pianeta surf, stiamo arrivando! Che bello qui. Ehi, hai parlato recentemente con i ragazzi sulla Terra? No, da quando siamo qui. 5 giorni. Ehi, sembra che le antenne non funzionino. 5 giorni. Sono 500 anni sulla Terra. Forse dovremmo andare laggiù a vedere che cosa succede. Ma prima dobbiamo fermarci a casa perché devo dare l'acqua alle piante. Va bene. Wow, guarda, c'è un nuovo servizio dal nostro fornitore Vista sullo spazio che include il pianeta Terra. Nel servizio puoi vedere tutto. Ok, ora possiamo vedere cosa succede sulla Terra. Mi iscrivo subito. Ok. Cosa succede lì? Fammi mandare indietro nella storia un po'.
I leader decisero di non condividere la conoscenza universale donata dai loro padri. Invece, la tennero per se stessi e lentamente iniziarono ad abusarne. Amore, vieni qui. Devi venire a vedere questo. 48 a.C., Giulio Cesare in Egitto, dove ha sentito si trovi un cristallo dagli immensi poteri. Quando intreccia una relazione con Cleopatra, lei gli svela il segreto del Vril e insieme decidono di rubare il cristallo e di portarlo a Roma. Il potere del sangue blu da quel momento cresce. Allora è così che funziona sul pianeta Terra. Il potere corrompe e il potere assoluto corrompe assolutamente. Dobbiamo tornare a prendere il Graal da Roma. Wow, questi ragazzi sono davvero qualcosa. Ok, abbiamo bisogno di recuperare il Vril, il Graal, e metterlo in una nuova piramide da costruire. Pensi? Sì. Ok, ma dove lo facciamo? Non lo so, in qualche posto lontano, oltre l'oceano. Ok, ma dove? Fammi vedere, qui, Messico. Qui non le troveranno mai. Ok, facciamolo! Ma il sangue blu trovò le piramidi e mandarono i conquistadores a distruggerle. Guarda che roba, ma guarda che roba! Che cosa facciamo adesso? Dobbiamo trovare una soluzione migliore, qualcosa che funzioni di sicuro. Questi monelli sono incredibili. Ah, tu e i tuoi esperimenti, quel fumo in Egitto, hai visto cosa sta succedendo? Calmati. Sì, colpa tua. Questa situazione sta diventando davvero fastidiosa. Perché non lasciamo perdere tutto, No, non posso abbandonare i miei figli così. Oltretutto la cosa sta diventando davvero interessante. Fammi pensare. Ok. Abbiamo bisogno di piramidi ancora più piccole. No, non funzionerà mai. Qualcosa che non attiri l'attenzione. Forse di fatto. Perché non nascondiamo le antenne in strutture già esistenti con la forma della piramide? Sì, questo è quello che faremo. Useremo strutture esistenti e con piccole modifiche inseriremo le nostre antenne. Gli Illuminati Già, è così che si fanno chiamare adesso. non le troveranno mai. No, non funzionerà. E invece di mettere un grande Graal, metteremo tanti piccoli Graal in ogni struttura. In questo modo influenzeremo gli abitanti di queste strutture che diventeranno i nostri rappresentanti lì, sulla Terra. Soldati che combattono contro gli Illuminati. Ma non combatteranno con la violenza, ma con il risveglio della coscienza. Attraverso il Graal modificheremo la loro coscienza e loro potranno modificare e opporsi all'energia negativa degli Illuminati. Aspetta, una cosa molto importante. Non devono mai scoprire di essere influenzati da noi. Dobbiamo fare in modo che non ne siano coscienti per niente. Devono avere lo stesso aspetto e comportamento di prima. Quindi metteremo dei piccoli Graals, ma non li attiveremo tutti. No.
Non per adesso. Vediamo come va. Ma non funziona così! Ma come fanno da soli? Ma ci deve essere almeno una guida, qualcuno che tenga la situazione sotto controllo, un custode del Graal. Ok, allora facciamo così, ne scegliamo uno. Magari una donna, sono più belle. La rendiamo immortale e la facciamo custode del nuovo Graal. Che ne dici? Una donna può essere più adatta a questo compito. Sì. Ora, quale potrebbe essere il posto giusto? Dobbiamo trovare un luogo che abbia già le adeguate strutture dove si possano facilmente installare le antenne. La cosa migliore sarebbe un luogo che non conosce nessuno. Turchia. No, qui no. Troppo complicato. Qui? Francia? No, troppo grazioso. Dobbiamo trovare un luogo che non sia per niente attrattivo. Un luogo dove nessuno quasi vorrebbe andare. Il luogo... Oh! Qui! Silva Alboris Belli. Fai vedere? Questo posto sembrerebbe andar bene. In ogni caso, devo ammettere che è un piano brillante, caro mio. Lo so. E questo è esattamente cosa fecero. Oh, ma c'è detto, mo mi è fatto pigliare una goccia, mi è fatto pigliare. Ma si proprio fra lì l'auce, sai? Che cosa sta dicendo? Ho paura che non abbiamo questo linguaggio nel nostro sistema. Oh, e c'è te, una capa spartirrecchio. Guarda, io penso che gli stiamo simpatici. No, vabbè, non ti singaricane, cudi è da putignano, cod, per cod che parla strano, stiamo a mangiare che oggi è festa. Che cosa? Cosa? Che cosa? Sei andato nella casetta con la ragazza e... So cosa sto facendo. Fidati. Che ne dici di un po' di surf? Yeah! Pianeta Surf, stiamo arrivando! Qui sta diventando pazzesco. Tesoro, non crederai cosa è successo sulla Terra da quando abbiamo lasciato. Vieni a vedere. Ah, uno non può rilassarsi un attimo? Fa vedere? Gli Illuminati hanno installato le loro antenne su tutto il pianeta per le loro comunicazioni private.
continuano a incrociarsi per mantenere il nostro sangue blu. Ora loro controllano la classe dominante e hanno sviluppato piani mostruosi per schiavizzare l'intera umanità. Guarda, hanno inventato un sistema bancario che tiene l'umanità in debito perpetuo mentre loro diventano sempre più ricchi. Hanno bloccato ogni progresso reale e anche ucciso tutti coloro che hanno scoperto i loro piani mostruosi. E tutto questo sotto la scusa della democrazia, il sistema con cui le persone scelgono i loro leader. Sì, li scelgono, ma fra i candidati degli Illuminati. In questo modo niente cambia, loro dominano, tutto peggiora. Gli esseri umani sono ipnotizzati da un intrattenimento di celebrità, sport e non si rendono conto della gravità della situazione reale. Wow. I nostri cattivi ragazzi hanno menti brillanti, ma non hanno cuore. Vediamo le ultime notizie da Alberobello. Vogliono distruggere i trulli! Ma ci sono i Graal dentro! Sì, ok. È ora di attivare i Graal rimasti e organizzare i nostri ragazzi in Alberobello. Non si scherza più. Andiamo. Ho del lavoro da fare dalla macchina, tu guidi. Ok. Questo è quando guidano le donne. Stavo seguendo la mappa e... Ok, fammi guidare. Da quel momento hanno fondato la società segreta il cui socio onorario, sindaco di Alberobello all'epoca, ha con successo fermato l'iniziativa di distruggere i trulli. In seguito hanno fatto in modo che i trulli fossero protetti per sempre, rendendo Alberobello un sito UNESCO. Poi hanno fatto diventare Alberobello un'attrazione turistica con milioni di visitatori ogni anno e ogni turista che tocca la pietra di un trullo riceve l'energia dei Graals e la porta a casa, continuando così a diffondere la coscienza del trullo, l'unica reale speranza per l'umanità. La cosa più importante: hanno organizzato un incontro annuale, ogni febbraio 13, 15 minuti dopo la mezzanotte. Loro, i padri, tornano ad Alberobello per essere sicuri che gli alberobellesi stiano bene, vedere i loro progressi, esaminare i più importanti eventi dell'anno passato e dare indicazioni per i futuri eventi. Chi parla questa volta? Tu. Perché io ho parlato l'ultima volta. Tu sei il padre. E tu? Tu sei la matrigna. Ah. Ok. Il microfono funziona? Sì, funziona, vai. Cari bambini, eccoci, siamo tornati.
cos'è successo dall'ultima volta che ci siamo visti? Tante cose, tante, troppa roba. Ad esempio, il popolo degli Stati Uniti d'America ha scelto un nuovo presidente. È stata una sorpresa per molti, ma non per noi. Certo, siamo stati noi a volerlo, vi chiederete. E non avete ancora imparato che il vostro habitat è più importante di quello dall'altra parte dell'oceano? Non avete avuto anche voi le lezioni quest'anno? Sì. Recentemente avete votato per una nuova amministrazione. Dobbiamo dirvelo. Bravi! La vostra scelta è stata coraggiosa, ma